passaggio dell'intervento di Giovanni Lillio, quando affermava che il Consiglio regionale... Oh, già mi sentite se ascoltate. Giovanni Lillio, nella sua introduzione ai nostri lavori, osservava che il Consiglio regionale non è il Parlamento sardo, ma un'articolazione periferica del potere romano. Ebbene, se questo afferma, una ragione c'è. Com'è che è potuto avvenire? Perché il Consiglio regionale della Sardegna non ha poteri sovrani, ma neppure reali poteri autonomistici, posto che anche nelle materie nelle quali ha competenza esclusiva il governo centrale, in virtù dell'articolo 3 del nostro statuto, per questioni di interesse generale può bloccare le nostre leggi e fare leggi proprie al posto nostro, il che significa che la nostra è un'autonomia di pura facciata alla quale può sempre sostituirsi il governo centrale, ed ogni qualvolta vi è un interesse cosiddetto generale, cioè un interesse esterno alla Sardegna, quell'interesse finisce col prevalere sul nostro interesse. Allora noi abbiamo un governo che è una sorta di istituzione periferica di resistenza al potere centrale, ma non è il reale governo della Sardegna. Ma perché tutto questo è avvenuto? Perché la democrazia in Sardegna, come in Italia, non è che ce la siamo conquistata. La democrazia in Sardegna, come in Italia, è arrivata in virtù di un grande scontro mondiale che ha messo i popoli gli uni contro gli altri, e attraverso la guerra, in virtù di una contrapposizione internazionale, è stato battuto il fascismo ed è esplosa la democrazia. Ma è esplosa come? Nello scontro tra gli alleati vincitori, che si sono scontrati con la cosiddetta guerra fredda e ci hanno coinvolto nella loro guerra, e da una parte c'erano i comunisti, dall'altra parte i cattolici e liberali, che si sono contrastati con una tale violenza e con una tale potenza di organizzazione che il problema autonomia è passato in seconda linea. Prima di tutto bisognava salvare i grandi principi della guerra internazionale, e noi abbiamo avuto un'autonomia che è stata uccisa sul nascere, perché i sardi hanno votato in grande maggioranza o per gli uni o per gli altri, e in piccolissima minoranza hanno votato per se stessi, per la Sardegna. Come potevamo avere noi uno statuto di autonomia forte quando il sardismo forte non è stato, e sono stati forti gli altri, i partiti italiani, e i partiti italiani hanno imposto a noi un regime di autonomia che non ha potuto esprimere le potenzialità, le vocazioni, gli interessi, i valori della Sardegna. Questo noi stiamo vivendo le conseguenze di quella situazione. Eppure avevamo uomini, lo ricordava lo stesso Lillio, di grande valore, che la libertà avevano cercato di conquistarla nelle galere, nell'esilio, con tutta la dignità e la forza morale, uomini di grandissimo prestigio, ma il potere esterno è stato così prevaricante, così dominante, che ci ha espropriato del nostro diritto a darci uno statuto di autonomia. Ed è per questo che Lussu ha finito col dire: pensavamo di avere il leone e abbiamo avuto un gatto. Ecco, noi stiamo vivendo ancora con questi strumenti, e se noi non riusciamo a mobilitare la Sardegna
Quando io dico andiamo oltre gli strumenti politici che raccolgono il consenso, perché i partiti che raccoglievano il consenso sono entrati in crisi, hanno dato vita a nuovi partiti, ma siamo ancora una minoranza. La verità è che la Sardegna è sardista. Noi dobbiamo riuscire a far emergere questo sardismo, dobbiamo riappropriarci della Sardegna, dobbiamo finalmente dire che la Sardegna è dei sardi e che i sardi la debbono governare in libertà, non per contrapporsi a nessuno, non per scontrarci con chissà quali altre entità statuali o etniche, ma per governare in libertà, per incontrarci, per dialogare con gli altri con pari dignità. Non siamo più subalterni e sudditi. Finché ci governano gli altri continueremo ad essere subalterni, emarginati e sudditi. E allora il problema è di individuare gli strumenti politici per la conquista del potere dei sardi. Perché, cari amici, è la politica che definisce la struttura del potere. Lo Stato, che cos'è lo Stato? È l'organizzazione del potere. Può essere un potere verticale, può essere un potere orizzontale. Il federalismo prefigura il potere orizzontale, coinvolge le popolazioni, la sovranità popolare ha modo di esprimersi attraverso le istituzioni locali e queste nel loro insieme attraverso le istituzioni regionali, e nel loro insieme quelle costituiscono lo Stato e danno legittimazione allo Stato, ma il potere è un potere di base, non di vertice. Dobbiamo trasformare dal profondo lo Stato, ma dobbiamo essere convinti noi, dobbiamo essere maggioranza, almeno in Sardegna dobbiamo diventare maggioranza. Il sardismo è ancora minoranza e finché si chiude nelle strettoie, nel fortilizio di un partito, rischia di non diventare la forza dei sardi. Apriamo le porte del sardismo alla grande massa di coloro che credono in questi valori. Amici cari, diceva che un posto non è un problema di uomini, è un problema di idee. Finché le idee sulla Sardegna fioriscono a Roma e vengono imposte qui, noi non abbiamo futuro. Le idee debbono trovare le radici nella realtà, nella sofferenza, nelle istanze, nelle speranze dei sardi. Dobbiamo riuscire a crearci questo orizzonte che è un orizzonte politico, creando lo strumento politico, senza il quale al governo ci andranno gli altri, quelli che già ci sono. Noi possiamo vincere. La Sardegna ha tre enormi risorse che non sono valorizzate. La centralità mediterranea, questa è la risorsa fondamentale della Sardegna, è il rapporto col mare. Le civiltà marittime hanno trionfato attraverso i secoli, noi non lo abbiamo mai potuto fare perché non abbiamo mai avuto il governo del mare, abbiamo sempre avuto paura del mare, siamo stati prigionieri del mare. Non abbiamo ancora oggi un'isola, economia marittima. Ci trasportano gli altri, decidono gli altri, noi siamo dei trasportati secondo gli interessi altrui. Il sistema dei trasporti è quello che promuove lo sviluppo, non segue lo sviluppo, ma a promuovere il nostro sviluppo non siamo noi, sono le autorità che dall'esterno determinano i nostri collegamenti. Ecco quindi un primo obiettivo: riconquistare il governo del nostro territorio nel rapporto col mare. Solo attraverso il mare possiamo internazionalizzare la nostra economia.
ma da sardi, non come periferia, come mercato residuale delle altre economie esterne che stanno sfruttando la Sardegna e l'hanno sempre sfruttata. La seconda potenzialità, sembrerà una banalità, è il clima. Noi abbiamo un clima temperato, dolcissimo, che può incoraggiare coloro che vogliono venire a lavorare in Sardegna, imprenditori da ogni parte d'Europa, e poiché ormai le distanze del villaggio globale hanno distrutto le lontananze, possono venire da ogni parte del mondo. Noi abbiamo le condizioni obiettive per ricevere investimenti, per ricevere tutte le energie che servono per sviluppare una grande economia. Sto per finire. Però, cari amici, occorrono gli strumenti politici, occorre una flessibilità sul piano finanziario, una flessibilità sul piano fiscale, ma dobbiamo governarla noi secondo i nostri interessi. L'altra grande risorsa è il nostro popolo, questo popolo fiero, pieno di dignità, che ha grandi tradizioni, che ha una grande forza morale, che ha una sua identità. Riconquistiamo questo valore e allora, se noi siamo uniti, ecco la grande prospettiva, l'unità dei sardi. Noi ad Oschiri lo abbiamo già detto, non chiudiamoci nelle barriere ideologiche. Il vero grande traguardo è la regionalizzazione della politica, la regionalizzazione delle forze politiche. Dobbiamo avere vertici, cuore e radici. In Sardegna tutto ciò che ci viene dall'esterno non può essere che imposizione. Noi con l'esterno dobbiamo dialogare per integrarci, per costruire, per sviluppare, non per contrapporci, non per guerreggiare, ma non per farci comandare. Per sapere da che pulpito viene la predica, che poi una predica non è, sono Nicola Manca di Ortueri e ho comandato la Brigata Sassari. Sono il primo sardo, sono il primo sardo che ha comandato la Brigata Sassari, il che non vuol dire naturalmente che l'abbia fatto bene, però l'ho fatto. Mentre venivo su comodamente con la mia macchina lungo la 131, sono andati dietro col pensiero di 70-80 anni, quando qualcuno dell'Associazione Nazionali Combattenti faceva la strada, che doveva essere una strada bianca, era una strada bianca, per andare ai primi congressi. Parliamo degli albori del Partito Sardo d'Azione. E venivano da queste parti, Macomer, Oristano, dove si incontravano per mettere i primi paletti. Poi venendo qui speravo di trovare, e alcuni li ho trovati, i padri del sardismo. Mi dispiace molto che non sia qua Michele Columbo, Bacchisio Bandino, Francesco Masala, ma ci sono altri padri del sardismo, alcuni giganti. La statura di noi sardi non fa testo, giganti sono, giganti rimangono. In particolare di Michele Columbu mi sono immedesimato sempre, perché lui una cinquantina d'anni fa, alla vigilia di un congresso a Macomer, diceva: noi giovani non avevamo una grossa preparazione politica, neanch'io ce l'ho. Quindi quando si trattava di parlare di elezioni, di alleanze con partiti, eravamo persi, però ci sentivamo lo stesso attratti dal voler fare qualcosa. Sentendo quelli che hanno parlato qua, alcuni mi sono piaciuti moltissimo, altri molto. In particolare mi sono piaciuti più quelli che parlano di, e dirò perché, di indipendentismo. Perché? Biliu, Bonesu, tutti quanti, perché parlano con l'anima oltre che con la mente. Però proprio a loro muovo una critica. Attenzione che se torniamo indietro alle origini del sardismo, i padri fondatori
la pensavano un po' diversamente, non che sbagliassero loro o ci indovinassero, però ricordiamoci che Bellieni, e Camillo Bellieni lo sappiamo, è l'ideologo, il fondatore, il padre di tutti i sardismi, nel 1924 diceva: mai i programmi approvati dopo solenni discussioni hanno ammesso aspirazioni separatiste, e concludeva dicendo in questo discorso tenuto a Chiesi: per la salvezza d'Italia e per l'onore della Sardegna. Luigi Battista Pugioni, sul Solco, che era il giornale del Partito Sardo d'Azione, il 4 marzo del 1945 scrisse: il bilancio finanziario della Sardegna quest'anno prevede 350 milioni di entrate e 3 miliardi e mezzo di spese. A queste condizioni il separatismo è un suicidio. C'era anche Emilio Lussu, che non era d'accordo con Baenzo Bilio, con Bonesio e con tutti, perché diceva: io considero il separatismo una forma di corruzione e decadenza politica. Però attenzione, non si sa qui chi ha ragione, ma una cosa è certa: la prima libertà viene dalla povertà. Il problema economico, il problema finanziario noi non lo possiamo sottovalutare. Fino a quando in Sardegna siamo 325.000 disoccupati, 475.000 pensioni, la maggior parte delle quali sono pensioni da fame, noi potremmo provare a fare la voce grossa, ma non è detto che ci riusciamo. Allora, per prima cosa bisogna metterla sul piano concreto, perché ci dobbiamo affrancare dalla nostra povertà, e Mario Melis diceva poco fa: è possibile. Ieri sera un gruppetto di amici parlavamo in Viale Regina Elena su una cosa che è possibile fare già oggi, e qua mi riallaccio al discorso di Eliseo Spiga: partiti nazionali o partiti regionali o partiti sardisti, forse non è molto importante, o almeno in questa fase può essere una cosa buona avere chiunque dalla parte della Sardegna, perché se oggi, domani, lunedì, i parlamentari sardi, a qualunque partito appartengono, andassero da Presidente del Consiglio e gli dicessero, prendendo esempio da Bertinotti, e gli dicessero: guarda, caro Presidente del Consiglio, i numeri della Camera e del Senato ci dicono che se noi vogliamo ti mettiamo in crisi. Tu, caro Presidente del Consiglio, sei un erede di un tuo predecessore che disse, e qua devo citare il bigliettino, un certo Vittorio Emanuele Orlando, che il 16 giugno del 1918 disse che vedendo i soldati della Brigata Sassari gli era venuto l'istinto di inginocchiarsi, e avrebbe fatto bene. E poi concluse questo discorso alla Camera dicendo: l'Italia ha contratto un grande debito di gratitudine verso la nobile isola, questo dovrà assolvere e lo assolverà. Nessuno l'ha assolto. Non solo nessuno l'ha assolto quel debito di gratitudine, è inutile che citiamo i morti, la Brigata Sassari, 136 morti ogni 1000 richiamati, quando la media nazionale era di 104, e i morti, i numeri cantano. Nessuno quel debito l'ha assolto. Adesso, caro Prodi, tu lo assolvi oggi, ma non perché noi chiediamo qualcosa, perché tu ci devi qualcosa. Quando sentiamo dire che il costo energetico in Sardegna è del 30-40% superiore a quello nazionale e ce lo teniamo, non va bene. Non va bene. Qua non si tratta di chiedere qualcosa in più, si tratta di pretendere che non ci venga dato molto in meno. Allora penso che quello che con questo futuro congresso, con questo chiamare a raccolta tutte le formazioni, Sardegna Nazione, Partito Sardo d'Azione, ma anche qualunque partito, sardi che appartengano a qualunque partito, la cosa che si debba fare è quella di cambiare registro. Non chiedere, ma pretendere. È inutile graduare le varie forme di come si possono ottenere le cose, però chi si tiene un torto se lo merita.
non piangiamoci addosso e basta. Finiamola di dire che siamo poveri perché c'è il Parco del Gennargentu, non concordo. Se il Parco del Gennargentu c'è è perché una parte dei paesi l'ha voluto, anche se un'altra parte non l'ha voluto. Dimentichiamoci, per carità di Dio, di dire che siamo poveri perché ci sono le servitù militari. Le servitù militari in Sardegna sono l'1,48% del territorio, c'è il Friuli Venezia Giulia che ce n'ha il 7,28%, il Veneto il 6,40%, la provincia autonoma di Bolzano il 6%, noi siamo all'1,48%, non ci fanno un bene, ma noi dobbiamo... delle navi con le testate nucleari, cioè dobbiamo sbattere adesso. Certo, anche quelle non ci stanno bene. Neanche quelle ci stanno bene, ma noi dobbiamo abituarci a pretendere di avere per pagare queste scomodità soldi. Ci deve essere pagato questo, e questo lo dobbiamo pretendere. Se tutto, con le buone o con le cattive lo dobbiamo pretendere. Se ci limitiamo a lamentarci non otterremo mai niente. Solo se faremo così avremo qualcosa domani, ma subito, immediatamente, senza aspettare molto. L'ultimo discorso del comandante della brigata Sassari mi dà lo spunto per entrare in alcune conclusioni. Quando nel 1921 si pose il problema cosa fare del movimento dei combattenti, di cui la brigata Sassari era un elemento importante, si scontrarono due linee all'interno del movimento dei combattenti, che lo ricordo rappresentava 100.000 giovani su 800.000 abitanti della Sardegna. C'era la posizione di Lussu che diceva no, devono essere puri i militanti, per cambiare la Sardegna devono farlo i militanti, e cioè i combattenti che avevano combattuto la guerra. E c'era la posizione dei sassaresi di Bellieni che invece chi dice il riscatto della Sardegna deve essere fatto da tutti i sardi. Io sarò altrettanto breve di come ho chiesto agli altri. A me sembra che oggi col congresso dei sardi la proposta che avanza assume un po' lo stesso significato. Siamo al terzo dopoguerra, siamo dopo la guerra. L'Italia sta decidendo il futuro suo e con i numeri, attraverso il referendum e con l'assenza dei sardi a Roma, con l'assenza numerica, con l'assenza di peso, deciderà su di noi. Noi non siamo neanche a livello del 1921 o del 1945, noi rischiamo di essere al tempo della fusione perfetta, del 1847, quando cancellarono ogni autonomia. L'elemento decisivo del perché ci muoviamo tutti insieme i sardi, piuttosto che il livello di coscienza e di organizzazione più alto, è questo. Un'analisi sulla situazione che c'è in Sardegna e sulle le forze da mettere in campo. Ma c'è un elemento di fondo. Nell'era della globalizzazione non si ha meno bisogno di identità, se ne ha bisogno di più di identità. Per cui chiamarlo Congresso dei Sardi è una scelta apposita, è ragionato nello scegliere invece che Congresso della Nazione Sarda o Congresso del Popolo Sardo. Non perché chi propone non creda che ci sia un popolo, non perché non miriamo a costruire una nazione che si autogoverna, ma perché chiediamo ai sardi singolarmente di aderire a un progetto che lo riguarda personalmente. In questo senso il Congresso dei Sardi non ha un problema, non si pone un problema di sigle. Se voi avete notato, io oggi presentando a bella posta ho chiamato nome e cognome, e non è che non conoscessi che c'era il segretario di Nazione Sarda o che c'era il segretario del Partito Sardo d'Azione. E come ho apprezzato che Composto abbia firmato quel documento con gli intellettuali, perché accettando quello accettava una fase di discorso in cui l'appuntamento è a livello di singoli, non a livello di gruppi organizzati.
Da questo punto di vista mi sembra che l'iniziativa promossa dalla sezione di Oschiri rappresenti un momento organizzativo che è positivissimo, è nella direzione dell'unità, ma unisce organizzazioni che hanno per loro definizione quello di partiti politici, che hanno come obiettivo principale soprattutto la conquista delle istituzioni. Il Congresso dei Sardi ha come obiettivo, avrebbe come obiettivo, deve avere come obiettivo il mutamento delle istituzioni. Ha come appello il cambiamento epocale in cui la Sardegna si trova a livello istituzionale, a livello culturale, a livello economico. Lì c'è tutto l'ordine del giorno, è l'ultimo paragrafo della lettera che ha convocato intanto questa riunione e che elaborato sarà la premessa in vista del Congresso. Ecco, da questo punto di vista a me sembra che la giornata di oggi sia stata una bella giornata. Io mi sono trovato bene, credo che molti l'hanno detto, che finalmente si sta un po' bene in riunioni in cui si parla di sardi e l'afflatto è ad unire, non a prendere le distanze. Mi sembra che da questo punto di vista io avrei potuto nominare, qui ci sono stati deputati, ci sono senatori, ci sono sindaci, ci sono segretari di sezione del PDS, ci sono stati ex deputati del PSI. Di tutto questo siamo orgogliosi, non abbiamo bisogno di segnarlo. Sono qui e aderisco, io sono sardo. E sono sardo indipendentemente dalla religione, indipendentemente dalla mia adesione politica, indipendentemente, lo dico tra parentesi, perché io per esempio alcuni massoni sono miei amici e è una battaglia che ho dovuto fare io, cattolico, evidentissimo, è una battaglia di libertà nel congresso dello statuto del Partito Sardo. L'importante è saperlo. Loro si pongono con noi, tu sai che io sono questo, mi comporterò coerentemente così come tu ti rapporti con me. In questo senso, in questo clima di lealtà, io ritengo che noi non dobbiamo evocare fantasmi. Ecco, a me sembra che oggi ci siano state alcune parole chiave. L'elemento diversità. Noi qui non ci sono giovani, ci sono troppo pochi giovani. Siamo più quelli che hanno più di 40 anni che non quelli che ne hanno meno. Ci sono ancora troppo poche donne. Se noi riusciamo a dare il segno della diversità, se come diceva Bainzu siamo capaci di innamorare della nostra idea chi ci ascolta, ed è per questo che è importante questa catena di Sant'Antonio. La militanza di dire all'altro tu sei sardo, nessuno ti deve mettere i piedi sulla testa, ora mettiti con noi, non ti chiediamo tessere, fai questa battaglia insieme. Ecco, in quest'ottica a me sembra che l'iniziativa di oggi, che è un'iniziativa che è già stata sperimentata varie volte, non è la prima volta, non abbiamo parlato di una casa dove stare insieme, non abbiamo parlato di foro, non abbiamo detto che era il caso di incontrarci. Vuol dire che se oggi ha funzionato il momento era quello giusto. Ci sono varie metafore che in questo momento di ideologizzazione indicano i rapporti tra i partiti. C'è la metafora botanica, l'albero e i cespugli, c'è la metafora casareccia, il palazzo e le case. Io vorrei proporvene uno. È una metafora che si rifà al fatto che oggi abbiamo eletto Presidente, ci ha guidato nello spirito di questa giornata professor Liliu, abbiamo sentito Mario, abbiamo sentito altri non più giovanissimi. Permettetemi di ricordare che in un racconto, in uno dei maggiori elementi del libro degli Ebrei, quando si intravede il futuro per dire che i tempi sono i vecchi sogneranno sogni e avranno visioni. In sardo sogno si dice visione. Ecco, se non più giovanissimi indicano a noi dei sogni, vuol dire che la difficile strada che pure Israele ha fatto a noi addirittura potrebbe essere meno faticosa. C'è una cosa che però dovremmo imparare, ed è che è il momento non di costruire case ma di levare le tende. Ci aspetta un viaggio, ci aspetta un passaggio, ci aspetta un percorso. Non sarà tanto importante solo
quello che abbiamo fatto oggi, sarà importante quello che ci aspetta, certo, quello che ci aspetta lo vivremo con più entusiasmo se quello di oggi avrà lasciato il segno di un nuovo inizio, la capacità di dire in giro la cosa che vorremmo che venisse detta domani dai giornali. Non è nato un terzo polo sardista, no. Dei sardi iniziano un cammino, dei sardi si rivolgono ad altri sardi, certo con severità. Non stiamo andando a prendere della strada chiunque. Noi lungo la strada misureremo coerenze, non sarà facile, non avremo solo strette di mano, avremo pugni in faccia e in altri posti, avremo tradimenti, potremo avere faide. Questa è stata la storia di tutti i momenti cruciali della vicenda sarda. Ma se c'è quel giusto spirito, se c'è una fiducia reciproca, se c'è la capacità di misurarci e di guardarci negli occhi, questa sfida, questo inizio, questa possibilità potrà darci un orizzonte. Ecco, noi potremmo forse oggi tornare a casa e dire: forse oggi è iniziato un nuovo futuro, forse ci siamo, dai, proviamo anche questo. E dei militanti che come noi da lungo tempo hanno i propri sogni potranno finalmente avere il risultato per cui da tanto tempo lottiamo.